Benvenuti! Oggi è sabato 28 giugno 2025. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:25. La luna si leva alle 8:41 e cala alle 23:04. Oggi la Chiesa celebra Santa Vincenza. Il nome Vincenza ha origine latina e significa vittoriosa. Il 28 giugno si celebra la giornata mondiale dell'orgoglio LGBTQIA+. La manifestazione trae origine storica dai fatti di Stonewall, avvenuti nella notte del 28 giugno 1969 all'interno del pub Stonewall Inn, uno dei luoghi di ritrovo più popolari per le persone queer di New York. Per la prima volta in quella notte, in quel luogo, le persone omosessuali e transgender reagirono alle violente irruzioni, ai rastrellamenti e agli arresti perpetrati quotidianamente dalla polizia newyorkese nei loro confronti, a causa del loro orientamento sessuale e o della loro identità di genere. Festeggia oggi 61 anni Sabrina Ferilli, attrice romana lanciata dal regista Paolo Virzì con il film La bella vita. La ricordiamo anche in Ferie d'agosto e ne La grande bellezza, vincitore dell'Oscar. Nel corso della sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui un Davide di Donatello speciale, un Globo d'Oro, 7 Nastri d'argento, 6 Ciak d'Oro e 3 premi Flaiano. Diventa oggi 54enne Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo. L'imprenditore nato in Sudafrica possiede, secondo Forbes, un patrimonio di 207 miliardi di dollari. Della sua infanzia ricorda la passione precoce per i computer e i continui soprusi dei bulli. Protagonista di una meravigliosa ascesa nel mondo della tecnologia futuristica, mostra estremo interesse per i viaggi spaziali. È fondatore e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX, amministratore delegato e product architect della multinazionale automobilistica Tesla e proprietario e presidente di X, ex Twitter. Auguri infine al catanese Calogero Calà, in arte Jerry, che oggi compie 74 anni. Componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli, agli albori della sua carriera ha raggiunto la popolarità negli anni '80, interpretando commedie di successo come Sapore di mare, Vacanze di Natale e Yuppies. Viene considerato il casus belli della Prima Guerra Mondiale. Era il 28 giugno del 1914 quando l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo e la moglie Sofia furono assassinati a Sarajevo da un nazionalista serbo-bosniaco durante una visita ufficiale in città. Dopo 5 anni esatti e decine di milioni di morti, il 28 giugno del 1919 il conflitto si concluse con la firma del Trattato di Versailles. Sapete cos'è la misofonia? Si tratta di un disturbo uditivo molto particolare per il quale la sensazione di fastidio non è correlata all'intensità del suono, bensì alla sua tipologia. La gamma di esempi è molto varia, c'è chi non riesce a sopportare il suono dei gessetti che vengono strofinati sulla lavagna, chi non sopporta il rumore della masticazione altrui, chi detesta i rumori prodotti con le unghie e via discorrendo. La scienza non è ancora riuscita a dare delle spiegazioni certe su questo fenomeno. Alcuni medici ritengono che la misofonia sia un problema dell'apparato uditivo, altri invece si soffermano sull'aspetto neurologico. Buon weekend ai 12, cosa prospetta questo fine settimana con una luna in Leone e con Marte in Vergine, una strana combinazione. Vediamo cosa succede. Ariete, sicuramente la luna e le emozioni sono a voi più compatibili, più leggibili, o
un po' meno Marte, che vi sfugge un po'. Marte, vi ricordo, è anche il vostro pianeta in Vergine, esige un po' di maggiore metodo, anche perché Saturno nei vostri gradi litiga con Giove e il Sole, proprio perché stabiliate una strategia, una tattica d'azione. Toro, benissimo i vostri rapporti con Marte, sicuramente, anche se quadra alla bella Venere nei vostri gradi, e a Urano con un pochino di tensione, per cui la quiete un po' prima della tempesta, ma non perché sia una tempesta nefasta, ma perché si agiteranno ancora una volta le emozioni in senso positivo. Qualche sorpresa in amore. Gemelli, giornata oggi che vede i vostri gradi assolutamente affascinati da una luna che sta facendo di tutto per convincere il vostro Mercurio a guardare un po' più in là. E beh, oggi un po' di intuito in più, oggi un po' di consapevolezza in più. Sole congiunta Giove per il Cancro, che brillano splendidi, un aspetto invidiabile questo. Esigono però Saturno e Nettuno una maggiore serietà, per cui avete tutto questo weekend per riflettere bene su come investire meglio il vostro tempo e il vostro spazio. Decidetelo con calma e con il partner. Leone, una giornata oggi che vede nei vostri gradi lo spegnersi delle focosità agguerrite della Luna contro Plutone, e che ha già convinto comunque Mercurio a essere consapevole di alcune cose. Quindi oggi è una giornata per prendere atto di tutta una serie di faccende. Vergine, è una giornata oggi che vede Marte essere in ottimi rapporti con Sole e Giove, e questo vi spinge a fare molto, ma Urano vi obbliga a sottostare a dei cambi di programma, a degli imprevisti rispetto ai quali dovrete essere abbastanza morbidi, non contrastate, ma piuttosto abbandonatevi al flusso. Bilancia, per voi oggi si fa sentire molto la stanchezza che i pianeti impongono. Utilizzerete questo weekend per rilassarvi un po', per farvi coccolare, perché Sole, Giove, Saturno e Nettuno vi hanno chiesto un po' troppo. Per cui oggi avvaletevi della furba creatività di Plutone e fatevi suggerire da un amico dove scappare. Scorpione, la giornata oggi è assolutamente molto altalenante, sia perché Sole e Giove sono dalla vostra parte, ma Luna e Mercurio no, ancora vi frullano nella mente alcune parole dette che dovrete un po' meglio elaborare, datevi tempo. Sagittario, giornata oggi che vede Sole e Giove ancora barcamenarsi su un accordo interessante e rilanciare su qualche idea che potrebbe esservi utile, mentre invece Mercurio e la Luna vi dicono confrontatevi con un amico sulle prospettive possibili che potrebbe un affare prospettare, chiaramente una persona di settore. Capricorno, giornata oggi che vede Sole e Giove farvi desiderare una vacanza di cui avete veramente molto bisogno, un po' staccare dai pensieri e dedicarvi alla passione col partner, anche se ancora non avete risolto, non siete del tutto convinti a livello sentimentale, ma sicuramente vi aiuterà a staccare un po'. Acquario, Luna e Mercurio e Leone, questa volta più che essere dispettosi o insopportabili sono stati un po' chiarificatori, e voi oggi tenterete di elaborare un po' la faccenda. Da bravo segno delle amicizie cercherete il confronto proprio con le persone. Pesci, oggi è una giornata assolutamente da dedicare ancora al relax. Continua questo periodo vostro meritatissimo di vacanza mentale, che gli astri vi consigliano di proseguire il più a lungo possibile. Oggi però sarete un pochino più teneri con i piccoli che riguardano il vostro mondo affettivo. Las Vegas, 28 giugno 1997. A sfidarsi sul ring il campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield e un Mike Tyson ormai in parabola discendente, in cerca di una rivincita dopo la sconfitta dell'anno prima contro lo stesso avversario. Al terzo round, uno dei momenti più folli nella storia del pugilato. Tyson abbraccia il rivale e all'improvviso gli morde l'orecchio destro, staccandone un pezzo. Stessa scena qualche secondo più tardi dal lato sinistro. Per il feroce addentatore scattano la squalifica e una multa di $3 milioni.
A drowning man will clutch at a straw. Letteralmente, un uomo che annega afferra un filo di paglia. In italiano, a mali estremi, estremi rimedi. Tentare qualsiasi soluzione, anche la più improbabile, per togliersi da una situazione disperata. Significa che in certe situazioni di particolare gravità è indispensabile cercare ogni mezzo, ogni rimedio, ogni soluzione utile a risolverla in positivo. Come a dire che quando la situazione è molto difficile non bisogna molto stare a pensare alle eventuali conseguenze negative di queste soluzioni. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il mattatore Vittorio Gassman. La sua carriera esprime due anime di segno opposto. L'attore di vecchio stampo a teatro, serio, drammatico, e l'attore comico protagonista della commedia all'italiana. Da Otello di Shakespeare al sorpasso di Dino Risi. Di Vittorio Gassman è nota la depressione che gli causò alcuni ricoveri a Pisa. Nel 1989, dopo un periodo buio, rivela un suo forte desiderio a Corrado Augias in un'intervista sul Corriere della Sera. Sulla sua lapide vuole una chiosa "non fu mai impallato", che in gergo cinematografico significa non fu mai nascosto alla macchina da presa. Può far sue le parole tante volte recitate. Si recita perché si è dei bugiardi fin dalla nascita e soprattutto si recita perché si diventerebbe pazzi non recitando. Ci salutiamo con la frase del giorno. La cosa più preziosa che puoi fare è un errore, non imparerai nulla dall'essere perfetto. Ma lasciamo gli errori ad altre cose. Mi raccomando, non fate quello di perdervi la puntata di domani per iniziare al meglio una nuova giornata. Io vi aspetto qui.